È stata una commissione che ha visto 3 ore la maggioranza porre le proprie questioni, sicuramente non ha risposto ai tanti quesiti su cui noi in questi mesi abbiamo cercato di dare risposta, perché non è possibile che otteniamo i risultati e i decreti e le informazioni soltanto a suon di minacce di una diffida. Sul Covid, come su altri argomenti, ci deve essere più dibattito nelle sedi istituzionali. È il primo punto su cui pongono l'accento le opposizioni in Consiglio regionale, poco soddisfatte anche delle risposte ricevute in Commissione Salute sulla gestione del coronavirus in Veneto. Ci devono rispondere come mai, mentre nella prima ondata abbiamo avuto 2.500 morti circa, decessi, nella seconda ondata ne abbiamo avuti oltre 8.000. Questa è una domanda a cui qualcuno deve rispondere. Allora, i test rapidi sono stati utilizzati nel modo corretto come da circolare del Ministero? Era questa la domanda, non tanto il fatto di usarli. Le opposizioni respingono l'accusa della maggioranza di voler strumentalizzare la pandemia a scopi politici. Il motivo che ha spinto la richiesta di convocazione della Commissione, spiegano, è che si chiariscano dubbi e perplessità su quanto accaduto in questi mesi. Noi abbiamo solo cercato delle risposte che ci chiedono i cittadini veneti. Quello che mi dispiace è che non si sia persa l'occasione di addittarci come coloro che in qualche modo vogliono offendere i sanitari e la sanità del Veneto.